Senatore Massida, ma c'è un accordo tra lei e Pierpaolo Vargio? No, non c'è nessun accordo. Lo auspicano in tanti, probabilmente noi stessi che ci sia un accordo, perché io dalla prima ora ho sempre dialogato con tutti, la coalizione che mi sostiene è aperta da sempre, inclusiva, quindi ha aperto sempre un dialogo, e anche con Pierpaolo abbiamo iniziato a confrontarci, e diciamo che nonostante non ci sia visti da tempo, il confronto è sempre aperto. Siamo due amici che si conoscono da tanti anni e mi sembra che sempre più traspaia che il progetto non è lo stesso, ma è molto similare, quindi sono tante le cose che ci uniscano, ma al momento non c'è niente di concreto, tolto degli scambi normali tra amici che si stimano tramite la stampa. Non c'è niente ancora Per lei si di siederebbe a un concreto. tavolo con Pierpaolo Vargio? Certo. Ovviamente, perché comunque sia che si faccia il percorso insieme, che non si faccia il percorso insieme, sono tante le cose che ci legano, soprattutto questo grande amore per la città, questa voglia di creare una speranza concreta per il futuro dei cittadini cagliaritani, e quindi ovviamente io presumo che un dialogo che tra l'altro io ho aperto anche con altri candidati alla carica di sindaco possa portare anche a incontrarci presto e confrontarci. Quindi tutto è possibile per lei. Certamente, quando tutto ciò che è al servizio dei cittadini, al servizio del bene di Cagliari, è auspicabile per tutti, tanto più per me. La ringrazio.